God Save the Wine, You Really Got Me in sottofondo, i Van Halen ci accompagnano a scoprire un'azienda insospettabilmente rock, Gabriele, perché Guicciardini 1199 non ti viene subito in mente? Mi viene a mente un gothic metal, qualcosa del genere, o comunque un qualcosa che abbiamo voluto riproporre in un prodotto nuovo, nonostante diciamo noi puntiamo sulla tradizione chiaramente, ma ci siamo voluti rinnovare con un prodotto metallico, cioè che ha proprio nella sua fisionomia un'etichetta metallica, per cui qualcosa che comunque rappresenta di per sé anche la tradizione, che il metallo comunque è qualcosa che l'uomo ha sempre utilizzato dall'età del ferro in poi, esatto. Quindi ecco, questo è uno spumante con a base... Questo è uno spumante a base di incrocio Manzoni, che è un vitigno inusuale per la Toscana, è più un vitigno veneto, diciamo, come origine, come uso, e noi l'abbiamo impiantato al Castello di Poppiano, quindi nel Chianti Colli Fiorentini, ed è un'esperienza totale, diciamo, perché non sappiamo esattamente che cosa ci dà, è la prima esperienza, appunto. E... Una bella scossa elettrica proprio di rock, no? Una bella note fruttate, floreali, poi metodo Charmat, quindi è una intensità, una freschezza di profumo immediata. Sì, diciamo dà questa grande aromaticità data proprio dalla caratteristica del Manzoni, che poi è un incrocio tra Riesling e Pinot Bianco, e poi c'ha questa chiusura comunque molto secca, che è quello che cercavamo proprio. Noi cercavamo un prodotto da pasteggio, non un prodotto diciamo da aperitivo normale, non avrebbe avuto senso. Anche perché la tradizione di Poppiano lo conosciamo, insomma, Conte Ferdinando, sia quando si muove in Maremma con i Massimo Andorlaia che il cortile piuttosto che la riserva dei Colli Fiorentini, sono comunque vini che hanno nella freschezza un aspetto fondamentale. Sì, assolutamente, noi quello che cerchiamo è la bevibilità. Colgo l'occasione anche per annunciare una terza tenuta che abbiamo acquisito da poco nel Chianti Classico, quindi alla tenuta storica della famiglia Castello di Poppiano e alla realtà maremmana Massimo Andorlaia si aggiunge ora anche una terza tenuta, che è la fattoria Belvedere Campoli, una zona di quelle famose, storiche, anche quella bella. Mercatale Val di Pesa, diciamo, siamo in quella zona lì, e quindi sarà un altro spunto per mettersi alla prova un'altra volta ancora. Quindi si può essere storici e si può essere rock. Grande Gabriele. Grazie Andrea.